Amici bellini, facciamo sfoghi tutti i giorni, così le cose si sbloccano, ve l'avevo detto, il sacrificio andava fatto. Habemus Neres, e quindi possiamo almeno capire poi tatticamente come si inquadra questa cosa, mentre escono dei nuovi nomi, e quindi cerchiamo di capire. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Tony 545, tutti i nomi che poi potrebbero essere dei nomi, degli indizi di formazione, perché c'è pure qualcuno che sta dicendo, anche tra gli amici abbonati, ma vuoi vedere che sta pensando anche a un altro modulo? Vediamo. Voi iscrivetevi al canale e lasciate like, perché lo sapete che i like aiutano la barca, aiutano anche a smuovere un po' il mercato, probabilmente. Il video di ieri, insomma, è piaciuto a parecchio, sapete, non è nel mio stile, ma riguardandolo, perché l'ho riguardato, non è che io abbia tanto esagerato, o forse alzato un po' la voce, proprio a livello di volume, ma poi alla fine sempre analisi è quasi un riassuntino della cronaca. Quindi è piaciuto ai più, ovviamente a qualcuno no, perché è chiaro che ci sia, e lo avevo previsto. Neres ha appena firmato, è ufficiale, hai fatto un video inutile a chiappaclick, bravo, grazie, ma non è inutile e non è a chiappaclick, perché il video a chiappaclick si fa così, scrivendo è incredibile, clamorosa novità, e poi non scrivi niente, e poi dentro le solite cose che Man è andato per chiudere per Luca. Quello è il video a chiappaclick. Essendo uno sfogo, è mio diritto di raccontare quello che voglio, e non voi siete liberissimi di non vedere. Ma non se l'è neanche visto il video, perché io nel video dicevo Neres si fa, non salta, semplicemente è in ritardo, porta ritardo come tutte le cose di questo mercato, e dobbiamo fare molte altre cose, e quindi arriviamo a questa nuova voce di Amrabat tattico, proprio un Amrabat. Chi mi segue da un sacco di tempo sa che Amrabat è un nome a noi caro, ma andiamo con calma, perché presentato, sembra un po' Mbappé triste. Il nostro Mbappé triste, lo possiamo rinominare così. Poi magari non è triste, è proprio un fatto delle palpebre, me cala la palpebra, ed è così da molte, anche i video rubacchiati fuori agli alberghi, così. Il ragazzo è proprio moscio. Io spero che camisa non lo sai. Va bene. Dai video che abbiamo visto tecnicamente è un fenomeno, e quindi magari in campo si accende e trascina tutti gli altri. A livello di personalità e di carattere non mi sembra un gran trascinatore. Speriamo di dargli il pallone, fa un gol da centrocampo e tutti si entusiasmano, o che è talmente forte che gli altri si mettono al passo sia in allenamento che in partita, dice devo dare di più perché questa è una bestia e voglio impressionare anche il mio compagno. Alle volte succede che il compagno ti porta a dare qualcosa in più o qualcosa in meno se il compagno è svogliato, quindi speriamo bene. Ovviamente vedete che il contratto è in bianco perché è una foto staged, è una foto giusto per fare il post di presentazione, ma noi con i nostri potenti mezzi possiamo anche andare a capire che c'è scritto su questo contratto. Vedete, basta che insomma voi andate qua, dopodiché perché noi abbiamo i potenti mezzi, gli aggiustamenti, andiamo nella luminosità e nel contrasto. Per esempio abbassiamo tutto il contrasto, aumentiamo tutta la luminosità, e poi se andiamo a vedere si comincia a vedere qualcosa scritto dal contratto, però da così non si vede, allora dobbiamo ruotare, ed ecco qua, lo vedete proprio il contratto con la presente scrittura privata da valere ad ogni. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, dovrebbe essere ad ogni effetto di legge, insomma, tra la società e il calciatore professionista si stipula e si conviene quanto segue, e poi vedi si impegna anche ad iscriversi e a lasciare il like ad ogni video, quindi Neres sa come ci si comporta su questo canale. Ma al di là degli scherzi andiamo a capire, perché questa poi è la mappa di calore di Neres l'anno scorso, ne stiamo parlando con gli abbonati, e c'è molta presenza a sinistra, insomma parte un po' da dietro, si inserisce negli spazi, sappiamo che è mancino ma che non disdegna anche l'uso del destro in conclusione. Tutti sperano che possa panchinare Politano, anche perché si sta parlando di Ngonghe in uscita, e quindi non vogliamo pensare che sia al posto di Kva, non lo vogliamo pensare proprio, almeno per quest'anno, poi magari
e l'anno prossimo si vedrà, perché il problema di Kvara è sempre quello. È arrivato Neres dal nulla, bello pimpante, entusiasta, e arriva e piglia il doppio, se non più del doppio di Kvara. Quindi la prossima volta che Kvara sbaglia un gol, prendetevela con Neres, non prendetevela con quello pagato poco e che prende poco. Mi dispiace, ma sarò inamovibile nella difesa di Kvara finché sarà un giocatore nostro. Non scherziamo. E quindi si inserisce lì, è un esterno che te lo ritrovi anche trequartista, è uno che ha l'assist, è uno che ti può fare la differenza, e potrebbe anche essere, adesso vediamo se in 2 allenamenti, insomma, se riesce subito a strappare la convocazione. Penso proprio di sì, perché siamo pochi, quindi la convocazione sì. Non so se arriva alla titolarità, però servirebbe proprio per dare anche uno spruzzo di entusiasmo alla partita e ai compagni, anche proprio per la novità. Dai la palla a questo, vediamo cosa succede, onestamente. E quindi così. Però per una serie di motivi, con la conferma strana di Gaetano, adesso si parla di Amrabat, vuoi vedere che se riusciamo a mettere dei centrocampisti, Conte accarezza la possibilità di vedere anche altri moduli. Non dico di partenza, si partirà con l'impianto sempre 3-4-2-1, ma se vuoi cambiare la partita in corso potresti anche aggiungere un centrocampista in più, invece di giocarti in Gong e ala, che aumenta un po' l'offensività ma non cambia le carte in tavola. Se ti hanno incartato, per esempio, qualcosina la devi cambiare. E ragioniamoci su questa possibilità, soprattutto quando a parlare delle cose del Napoli è Matteo Moretto, che è, diciamo, un braccio destro di Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, quando twitta qualcosa sul Napoli, di solito è perché Moretto, che se ne interessa più da vicino, gli dà la dritta e la soffiata. Poi ci sono delle cose che Romano fa in prima persona, per esempio il discorso di Lukaku con Manna che è ritornato a Londra, sta facendo proprio, andava avanti e indietro per chiudere, e sappiamo che a Londra, in Inghilterra, ci sono parecchi movimenti caldi da risolvere in brevissimo tempo. Sappiamo Gilmour, pure se il nome di Gilmour sono troppo tempo che sta girando e non si stringe. Abbiamo saputo di McTominay, ma adesso sappiamo di Amrabat, che non è Inghilterra, ma che è passato per l'Inghilterra perché è stato al Manchester United. Napoli è impegnato su più tavoli, quindi, ma la soluzione Amrabat è una delle preferite di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti. Il marocchino ha dato massima apertura al trasferimento, il che è interessante perché il Napoli c'era su Amrabat anche in passato, e c'è stato, se non sbaglio, quando passò poi dal Verona alla Fiorentina, mi aiutate voi nei commenti, mi pare che lui scelse proprio la Fiorentina, che preferì la Fiorentina, e quindi sarebbe una svolta anche mentale per lui. Si è giocato le sue chance al Manchester, non è andata benissimo. Io ricordo un giocatore totale al Verona, un giocatore che fa legna, un giocatore di una certa stazza, un giocatore che non disprezza anche di fare un bel lancio di 60 metri a cambiare gioco dopo il recupero palla, un po' di gioco tra le linee lo può fare. Mancano i gol, purtroppo, e qua rientriamo nel discorso delle caratteristiche dei giocatori che il Napoli deve cercare proprio per mettere dei potenziali gol nelle gambe di questa squadra della rosa, perché Lobotka è pochino, Anghissà pochino, Gilmour pochino, McTominay sì, ha proprio questa come sua caratteristica principale. L'anno scorso col Manchester, Amrabat pochino. Però ecco, questo è un giocatore che ha due insieme a Lobotka, insieme può farlo anche Anghissà. Lobotka qualche partita la potrà anche saltare per stanchezza, potrebbero alternarsi. E questo rientra anche nel discorso di Gilmour, che viene come caratteristiche proprio come vice Lobotka. Quindi vedete che si sta intensificando un altro nome che non è McDominay, trattativa un po' complicata secondo me lì, e dobbiamo capire cosa succede con i giocatori che ancora hai, perché il reintegro di Gaetano è un'altra di quelle mezzali d'attacco che può giocare trequartista. A proposito, fatemi fare un'errata corrige, perché parlavo di Brescianini che aveva giocato a 2, ma riguardando un pochino anche gli highlights dell'Atalanta, Pasalic era un pochino più dietro, si alternava con Brescianini. Gasperini in questo è maestro, li mette dove
dove vogliono, dove vuole lui, e loro si adattano. Quindi Pasalic, che può fare il sottopunta, scala come De Ronne scalato Braccetto, quindi Brescianini ha fatto proprio il tre quarti, e quindi il Napoli ci dovrebbe chiarire un po' il discorso che aveva fatto Conte. Abbiamo le idee chiarissime. Probabilmente le idee erano chiare, però poi ti devi confrontare con quello che è la realtà del mercato, perché la realtà del mercato, i famosi paletti di cui ci ha parlato Conte, quella era un'idea, poi magari c'è il paletto, devi cambiare idea, e se riesci ad arrivare a dei giocatori piuttosto che ad altri, e tu devi anche adattare, perché Conte ce l'ha detto: io non adatterò i giocatori al modulo, ma il mio modo di giocare ha le caratteristiche dei calciatori. Quindi noi lo sapremo il 31 agosto, il Napoli come può sviluppare il gioco da grande questa stagione. Ti ritroverai con una rosa con pochi centrocampisti. Il centrocampo a 3 è difficile, lo puoi fare solamente in alcune fasi della partita. Quanti trequartisti avrai? Quante punte? Giocare a 2 punte con Lukaku, vicino ci metti Kvara, ci puoi mettere Neres, ci puoi mettere Raspadori, dalla doppia punta pura tipo Lukaku Simeone è difficile, perché non ne avrai 2 di riserva. Capire la situazione della difesa, perché adesso si parla di qualche esterno, ma non si parla più né di Braccetti né di difensori centrali, e quindi più ipotizzabile un ritorno alla difesa a 4 se vogliamo, mentre Nico Paz, che aveva segnato contro di noi, va al Como. E per quanto riguarda l'esterno, proprio Moretto ci parla di Correa del Valencia. Questa non è la foto di Correa, questa è Almeida, ma me l'avete chiesto, quindi possiamo fare una panoramica veloce. È un giocatore di 25 anni, mi dà queste vibe alla Malquit, dal taglio di capelli così, un valore molto basso, che era nel giro del Portogallo Under 21, non credo in prima squadra, quindi ci andiamo a prendere, togliamo Mario, ci abbiamo un altro, e vedete la duttilità. Questo potrebbe essere un indizio, cioè il saper giocare a destra e il poter giocare anche a sinistra, un po' di quello di cui parliamo spesso. Se ti levi anche Zerbin, qualcuno che possa far rifiatare Spinazzola, se stai utilizzando Olivera come braccetto di difesa, ti serve uno che ti può far rifiatare, e questo potrebbe essere uno di quei profili là. Giocatore che non giudico in questo momento perché non lo conosco minimamente. Se le voci si fanno più insistenti, facciamo un approfondimento tattico senza dubbio. Al momento ci dobbiamo concentrare sulle cose che più pratiche. Lukaku non mi piace, è Diabolicus, poi che bellissimo nick, mi rendo conto, ma non è detto che ti possa piacere lo stesso. L'importante è che piaccia a Conte in questo momento. Se ha individuato come giocatore che proprio non può farne a meno, deve arrivare, milione più, milione meno, non possiamo più perdere tempo. Qua mi sono permesso di essere un po' sarcastico con Fabrizio Romano, che ci fa sapere Lukaku Napoli sta avanzando col Chelsea, il direttore Mann è andato 24 ore per procedere, tutte le parti sono, tranne Lukaku, come tutte le parti involved, expect, no accept. Tutti si aspettano che Lukaku diventerà il nuovo giocatore del Napoli. Sì, ce lo aspettiamo tutti, quindi per questo ho risposto ma guarda un po', proprio la firma in bianco, mentre lui fa i disegnini dell'azzurro fluido qua. E poi in chiusura, visto che qualcuno su Twix aveva capito anche l'ironia del mio post, mi sacrifico io, faccio il video sfogo così la firma di Neres arriva, 081 dice: e ora che dici, con i punti esclamativi, quelli là un po' boomer, e tutti quanti, fai un altro video per il laterale, poi subito un altro 2 per i centrocampisti, fai presto e vado subito. E quindi abbiamo fatto il video. Tra l'altro Luca Cerchione che diceva: stamattina ha raggiunto il training center in compagnia prima dell'allenamento, stamattina gli è stata scattata questa foto posata. A dimostrazione di ciò, nell'istantanea non c'è il contratto con il Napoli, ma semplici fogli bianchi. Io ho zoomato l'orologio poi magari può essere pure che lui teneva un altro fuso orario sull'orologio, col Brasile, col Portogallo, col Benfica. L'orologio porta alle 3:35, possono essere le 3:35 di notte, ma non può essere di mattina, possono essere le 3:35 del pomeriggio, però non è stata fatta al training center, quindi Luca Cerchione la butta lì così a caso, un'intuizione casuale data per verità, tant'è vero che l'attenzione ai dettagli, poi me la spiegate perché il Napoli potevi prendere un foglio, vabbè,
Lo vedete lo sfondo della foto, non è lo sgabuzzino di Castelvolturno, non è uno scantinato. La foto è di ieri al George Restaurant, esclusiva di Facciamo Calcio. Seguili sono molto preparati e qua ci sono un po' di foto e si vede più o meno lo stesso sfondo. Il DS del Napoli al Grand Hotel Parker con Giuliano Bortolucci, la gente così, e si capisce che è proprio stata là, poi fatta tutta la foto col foglio in bianco in attesa dell'ufficialità per fare tutto il post. Sono dettagli, ma sono dettagli che se uno fa questo mestiere dovrebbe seguire, essere un po' più attenti. Insomma, nel finalissimo io volevo ribadire una cosa importante: il problema, ripetiamolo, non è mai stato il cacciare i soldi, ma il come, cioè per chi li cacci, e il quando. Il paletto pesante è sempre l'ingaggio. Per questo Osimhen ti blocca il mercato e Lookman e Koopmeiners non lo bloccano all'Atalanta. Il rinnovo di Kvara non arriva finché Osi non parte, perché Osi sblocca l'ingaggio di Kvara e di Lukaku. Adesso tu devi fare Lukaku anche con Osi. Adesso sono fatti tuoi e lo devi sbloccare, sale il monte ingaggi, ma tanto è sotto controllo il monte ingaggi, non vi preoccupate. Ma se andate a vedere il saldo di mercato, che non è il saldo di bilancio generale perché ci devi aggiungere gli ingaggi, quello che è il tuo fatturato, eccetera, eccetera, l'Atalanta spese in milioni di euro 614, questi sono gli ultimi 10, ma il saldo è di 151 in attivo, cioè comprano anche parecchio, 614, ma vendono bene e quindi sono in attivo. Il Napoli è quarto con un passivo di 218 milioni. Vuol dire che hai speso, li hai cacciati i soldi, ne hai cacciati 846, ma poi al rientro non sempre ti è andata benissimo. Facciamo l'esempio di queste operazioni al momento, tutti prestiti col diritto, vediamo se tornano, vediamo se te lo pago l'anno prossimo, eccetera eccetera, i vari Nathan, Lindstrom, Cagiasti. E quindi il problema, lo ricordiamo, non è il cacciare i soldi, ma il come li cacci e quando li cacci e come ti rendono. Il Napoli, rispetto a questa statistica, sono numeri quindi non si possono contestare, deve arrivare quarto, perché spende, va in passivo, spende parecchio, spende leggermente meno della Roma, però la Roma c'ha un passivo più basso e quindi qua a voi tutte le considerazioni del caso. E quindi amici bellini, domani aspettiamoci altre cose. Io stasera vado live da un amico, chi mi segue sul canale Telegram che trovate in descrizione lo saprà, e domani ci aspettiamo altre accelerate. Se sarà il giorno di Lukaku, sarà il giorno di Gilmour, sarà il giorno di McTominay, o si farà un'accelerata su Amrabat o sull'esterno Correa, vediamo un pochino se è così, il nuovo Malquit, ma qualcosa si deve fare e in fretta, altrimenti io faccio un altro video sfogo e le trattative le sblocchiamo così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo il like, ma non è che ve lo chiedo io, ve l'ha chiesto Neres, quindi fate i bravi, con tutto l'entusiasmo del brasiliano. Che numero ti prende? Non lo so.